undicesima ed ultima giornata del girone d'andata di C1 Regione Veneto per i giallo-blu di Ziberi e compagni. Vietato sbagliare contro un Valdagno ultimo in classifica. In cabina di regia con Udino Baggio per Roploz è Valdagno Conegliano. Zattera riceve, cerca Gennarelli, il controllo, poi la spinta di Carbuccio, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi Finato allarga a destra per Ziberi. Petkovic, l'esterno va da Lambert, si accentra al tiro Murato. Arriva il numero 7, Gennarelli con la punta, Sponga la toglie dal... Zattera da questa rimessa, dietro da Lambert, guarda il movimento ma sbaglia, consegna Carbuccio. Carbuccio con la punta, poi Ziberi sulla respinta, va alto. Sponga alza la testa, cerca in avanti il capitano Finato che l'aggancia. Finato si prepara alla conclusione, parata di Rubega, il calcio d'angolo dopo la traversa. Zattera dalla battuta con Gennarelli, Soldà e Lambert, proprio il numero 5, sotto porta, alza... Ziberi, Imamovic va di prima intenzione a cercare Finato, l'anticipo del capitano del Valdagno che poi va alla conclusione. Zattera ci ha provato, questa palla volante, Finato lascia rimbalzare, si gira verso la porta avversaria, Ziberi a destra, Ziberi con il cross, Rubega ci mette il piede. Favaro, laterale, Brusaferri, attende Brusaferri, una finta, poi si prepara a questo pallone con il destro. Ziberi, Finato, Brusaferri cerca proprio Ziberi, rimpallo Ziberi sotto porta, Rubega in qualche modo si salva la difesa. Un minuto al termine, il fischio del direttore di gara, parte il 17, Imamovic con il destro, cerca un passaggio, ribattuta Brusaferri di prima intenzione a Lambert, fuori da Gennarelli che ci prova, il tiro era insidioso, Favaro ci mette il piede, sempre il capitano con la battuta di questi calci d'angolo, lo spioventa a cercare il destro di Lambert che si è coordinato al volo. Un paio di metri fuori dall'area, al fischio il direttore di gara, parte il capitano con il destro, la parata di Sponga, poi mette il fischio il direttore di gara, può andare Ziberi con il destro, imprendibile sul primo palo, il destro di Ziberi, resta immobile la retroguardia valdagnese. 1-0 Conegliano al Palalido, è un gol da rivedere, un gol da highlights, un gol da card quello di Ziberi, trovate sempre le informazioni in descrizione. Insiste Finato, Sbicego, c'è il blocco, regala palla a Ziberi che può andare con il destro. Ziberi, un bacio alla traversa, pressing asfissiante di Soldà, ma esce comunque bene Imamovic, Brusaferri, ottimo il tocco a prolungare per Carbuccio sulla destra, Carbuccio con il tocco sotto, insegue Arraz, Imamovic sulla respinta trova la deviazione di Carbuccio, Brusaferri, Ziberi al limite, Rubega si salva in qualche modo il Valdagno, calcio d'angolo per il Conegliano, Carbuccio, Ziberi gli chiama un movimento, proprio lui va in anticipo e poi sulla palla corta di Carbuccio, Ziberi, movimento a mezzaluna, anticipa e incrocia sul secondo palo, 2-0, doppietta personale. Che ci ha messo un po' per sbloccarsi, poi sono arrivati 2 gol nel secondo tempo, intanto Fami sulla destra, Fami ci prova, palla insidiosa, toccata. Favaro dietro da Ziberi che attende la pressione, finta, passa con il tunnel, Ziberi! 8.54 al termine, Scavino a cercare Ziberi che poi prolunga di prima anche lui al volo, Finato lavora ottimamente questo pallone con il fisico, fischia il direttore di gara, la rincorsa di Imamovic che ci prova così, incrocio, protegge ma non abbastanza perché Finato è reattivo, gliela porta via, Finato incrocia poi Ziberi sul tap-in, Rubega, Gennarelli mette giù questo pallone, arriva Sbicego, il tocco per il destro di Sbicego, Favaro mette in angolo. Favaro, De Piccoli, aspetta la pressione per trovare il varco giusto. Favaro si chiude l'1-2, bello con De Piccoli. De Piccoli, Rubega. Sponga, chiede calma, Favaro. Sponga va però a lungo a cercare Brusaferri con il fisico, si dimentica il pallone, poi lo riconquista, salta il portiere, Brusaferri, il palo porta... Arras vorrebbe l'angolo, infatti fischia il direttore di gara, è così. Anche Gennarelli a chiamare il compagno, proprio per lui questa palla a rimorchio, Gennarelli va... Rubega da Arraz. Fronte a lui Favaro, Arraz, Gennarelli che poi litiga col pallone, quindi fortunatamente Favaro! Dopo il rimpallo sul palo, il tiro 4 secondi al termine, l'anticipo su Ziberi, vorrebbe il fallo, ma continua il Valdagno, il tocco dietro, non c'è più tempo, finisce qui al Palalido, primo tempo che resta equilibrato sullo 0-0, nel secondo passa l'Atletico Conegliano con la doppietta di Sadat Ziberi, 3 punti importanti per la squadra di Brusaferri.